zingaro, voglio vivere come te. CP, Paolo ha detto me la porto un giorno prima qua che muore dal caldo. Italia, ti sei scelto un canale per vecchi. Ah, le mie cervicali. CP, special guest. Anche l'inchino. Mamma mia, c'è robe fatte proprio bene. E la top personale. Sì, ti anticipo che non so se farò video, stiamo andando in Val d'Arzino, in un'area camper gratuita e dopo ci raggiungono anche gli altri, insomma, probabilmente qualche video lo farò, adesso vediamo. Fidanzata, impara a fare i massaggi? Io ti dico sempre ti cammino con te che spiro sulla schiena, tu dici no? No, sei sofistico Singalo, porca miseria. Porco cane, non ho le scarpe ortopediche ancora, sono giovane io. No. Di nuovo. Cazzo, abbiamo fatto il giro dell'Oca per saltare il 3,20 m. Che balle, non arriviamo più. Perché praticamente Pulmino dovrebbe essere 3 metri, però il clima, non credo che il clima sia alto 20 cm. Poi 3 metri in teoria è da vedere, da misurare. Porca miseria. Bello, molto wild. Allora, avevo appena sentito Francesco per il discorso sottopasso che non c'è. I tornanti mi fa, sono larghi, sì, lavori in corso nei tornanti. Bellissimo, vabbè, andiamo. Tienti duro! Bravo, CP. Sei un cane alla corsa? Vai te! Sembra libero da qua. Mi spaventa la strada accedevole di prima, cazzo. Ma c'è passato anche il furgone là? Vabbè, ma Vuoi che siamo più pesanti io e te di quel furgone con l'autista ciccione? Ah, vedi Vito d'Asio a sinistra, in mezzo e di là. Discorso del sottopasso. Cani. Uccello suicida? Mi astiene la terza. Vai Pulmin! Questo Pulmin. Bravo. Beh, è finito tutto qua, cane. Amy, è finito tutto? Tornanti? Galleria 150 metri, vabbè non sarà mica quella di 3 metri. No dai! 3,90. Ah ok, preso un colpo. 3,90. Madonna Dio, l'ansia! Cazzo, così felice che ero con quel 2,80 m che andavo dappertutto. Online. Vedi? Te che volevi regalarmi il camion 4x4 da deserto. Da quadrata passiamo a tonda. Porco cane. Che strana, guarda che pavimento. Poi adesso sulla condotta delle tartarughe ninja. Quadrata, tonda. Era indecisi se farla quadrata o tonda e ha fatto un po' per conquistare tutti. Pulmin, più lo strapazzi più le sospensioni tornano nuove. Incredibile. Il motore non ne parliamo, vabbè l'avevo immussato io. Mi guarda sotto, bello! Ma un tufo. No. Un tufo bomba.
quadrata, hai visto? Siamo usciti dal tondo e entriamo nel quadrato. Fa un tuffo a bomba intanto tu, guarda che c'è anche il ruscello là. Giuviciato, tuffo a bomba. Ricorda un po' quella strada che facevo per andare in Austria. Il ciclisma. Solo alberi quando si vede dentro. La scoreggia è gentilmente offerta da Cipi. Tazzi che il culo ce l'hai sempre tu. Porca troia. E anche l'alito perché è tutta dietro di te. Tutta tua, è cane tuo. Noemi, non stai più comoda dietro anziché fare sta roba qua? Seduta comoda invece di stare. Siamo avanti. No, ma è qua che fa. Tipo quando pieghi in moto, no? Ah sì, sì, sì. Penso in fosse. macchina. Ah, pensavo in moto. No, no. Moto no. Cioè sarei più comoda bella sdraiata là. Ma no. Cani. Vediamo se si vede. Eccolo lì, vedi, vedi, vedi? No, ce n'è sì. Eh sì, per fare il tuffo. Ma sta diventando calda. Sì, sì, normale. Ok. Oh, Pulmin è tornato ad andare a bomba. Bravo Pulmin, ti meriti le sospensioni nuove. Bravo, bravo. Che io purtroppo vado troppo piano e lo ingolfo, cazzo. Cosa vuole? Sì. Impossibile Porca mostrare le informazioni puttana. di una delle mappe. Testa di cazzo. Bip bip. Ma no, ma dai, ma perché? Cioè siamo arrivati. Ignora, cosa vuoi? Cosa vuoi? Quanto manca? Questa è la pazzia quando si litiga con il telefono. 8,4 km. Ma sì, cioè io sono là tranquillo e felice e lui deve dirmi le cose. Santa Pulmin. Alessia. Super Pulmin, Pulmin, Pulmin. Sa come rampa che è in salita adesso. Bravo Pulmin, bravo, bravo. Ah, puncia. Scusa cane, hai ragione, che mi sale il racing e scusa, hai ragione, dai. Diamo una rallentata. Povero cane. Ah, merda. Ah, lì c'è su. Cosa mangiamo stasera? Non so, gioia. Mi fermo, mi idrato. Voglio farla stasera la pizza. Sono io o la turista? Sei tu la turista, Com'è la regola? vero? Casa mia faccio io, mi sembra che sei. Non puoi lamentarti. Casa tua fai tutto. Capisci? È che comunque ce l'ho sempre in quel posto io perché io ho più cose da fare di te. Potresti mettere il carrello appendice dietro con la lavatrice, l'attacchi col fotovoltaico così siamo più o meno pari con le cose da fare. È vero? Dai, per il compleanno ti regalo la lavatrice. Sì. L'osteria tipica, va là.
un cartello fatto a mano, Così c'è grandi, il- grandi. Guarda con i prati da correre felici, come la canzone, no? Quella che correva felice sul prato, guarda. Cioè qua no, va bene, andare piano se lo vedo sul trattore. Però... 500 metri, svolta a sinistra. Raga, massa, agriturismo. Cacchio è? Ah, ok. Era là? No. No, puntino rosso più avanti. Piano. L'hanno pitturato là più avanti sull'asfalto. Siamo ancora passati sopra, puntino rosso. Ok, già. Zio Billy. Svolta a sinistra, poi svolta leggermente a sinistra. Allora, Francesco gioca in casa. Fermi là. Qui dove? Ah, quella dopo. E vuoi andare a casa di questi senza dove, invito? dove c'è anche scritto area camper, che c'è il simbolo. tra l'altro. Sfacciato, vai da questi senza invito, cosa devi farti la doccia? Sì. Anche da questi? Esatto, una massa. Ok, largo Pullman. Mamma mia, guarda la curvetta. Sì, Svolta passeremo un po' leggermente di a là. sinistra il vicolo Galans, poi Guarda la che tua bello, guarda destinazione si Cipino, ti troverà porto a sulla correre sinistra. felice e a prendere qualche zecca. Ah, sì, Prego. qua, vero Cipino? Cacchio, Passeggiate questa- solo sull'asfalto. Ok, questa area camper. Questa roba qua. Questo è un urto a casa mia. Che non gli vado super l'orto. Eh. Eccola là. Ok. E questo spiazzetto col capitello là, Cioè, questa è l'area camper, ok. Poi Ah sì, la- c'è il cartello. Destinazione si aveva trova detto sulla 10 sinistra. posti. Ma non c'è la corrente. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. No, forse è. Secondo me è di là, sai. Andiamo. Beh, intanto dobbiamo caricare l'acqua. E dopo andiamo a piedi a vedere di là. Ok, Ah, aspetta che scrivo Il buco. qua, sì. lascia sul Vai. palo. Italia, niente, devo andare a farmi vedere per il discorso cervicali. Comunque guarda, noi siamo appena arrivati e qui c'è l'acqua. Adesso Alessia è andata a vedere dentro il campo da tennis, dietro di là, se per caso è lì l'area camper, perché mi risulta che ci sia la corrente. Comunque guarda che bello, tanto bello. Sì, il meteo è quel che è, però vabbè, l'avevamo messo in previsione, insomma, noi ci bastava staccare un po', andare un po' fuori zona, diciamo, ecco. Ok Italia, no, aspetta perché Singano è rincoglionito. Allora, è qua dietro questa muretta, qua giù c'è il parcheggio, diciamo, camper, e 2 colonnine della corrente, e dopo dentro quella stradina là si arriva sull'Arzino, quindi sul torrente. Sì. Dove abito oggi Italia? Può sembrare non il massimo, beh no, guarda che vista che abbiamo dal lettino, anche a massa. Guarda, attaccati alla colonnina, se fa caldo clima, deumidificatore e tutto quanto, e domani di là Val d'Arzino. No, adesso devo mangiare qualcosa, prendo un antibiotico e dopo credo anche un moment, perché mi batte in testa la... Cazzo, se sapevo portare le racchette, mi batte in testa la... Beh, adesso è scuro, cosa fai Singano? Cosa fai il video adesso che è scuro? Sì, vabbè, però... Ah, la montagna, pensa è figata, una bella pioggia qua in montagna, sì, temporali in montagna, bom, basta non grandi. Guarda che brutti elementi, guarda, brutti, un altro, brutti.